Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane, molta carne al fuoco e tra poco sentiremo ai nostri microfoni anche Dan Peterson, recentemente nella Marca Trevigiana, ma cominciamo invece dalla prima assemblea congiunta di Assoindustria Veneto Centro, protagonisti il gruppo Giovani Imprenditori di Padova e Treviso. I giovani imprenditori veneti hanno una nuova associazione di categoria. È il gruppo Giovani Imprenditori di Assindustria Veneto Centro, Imprenditori Padova e Treviso. Un'unione che segue le orme del gruppo senior da giugno unito come la seconda territoriale più grande d'Italia. Una squadra coesa e motivata che ha approvato all'unanimità i cambiamenti proposti fino all'elezione nel 2020 del nuovo e unico presidente. Fino a quel momento la soluzione sarà l'alternanza a partire da Anna Viel, che sarà presidente per il primo anno, seguita a partire dall'assemblea 2019 da Alessandra Polin. Con oggi si sancisce proprio la nascita del nuovo gruppo giovani di Assindustria Veneto Centro. Questo a seguire della scelta delle nostre due associazioni di provenienza di unirsi in un'associazione più forte, unica e presente nel territorio. Questa è la nostra prima assemblea congiunta, abbiamo approvato prima il regolamento della nuova associazione, c'è una grande soddisfazione perché noi giovani dobbiamo essere il motore e dobbiamo farci promotori dell'innovazione e una delle innovazioni possibili è anche quella di unire le forze di due territori per riuscire ad avere una forza maggiore e un peso maggiore. Attori del presente e protagonisti del futuro, questo è il titolo dell'Assemblea Generale aperta da Alessio Rossi, Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Questo è un bacino molto importante, molto vivace dal punto di vista industriale e i giovani imprenditori pongono ancora di più l'attenzione. È anche un bel segnale questo. Due territoriali così importanti che si uniscono insieme rappresentano un esempio da seguire, una strada tracciata da qualcuno prima di loro ma che continua ad essere battuta sempre di più. È la direzione verso la quale stiamo andando come Confindustria, una Confindustria sempre più unita, con anche dei confronti al suo interno, certamente che non mancano mai, non ce li facciamo mancare mai, ma servono anche quelli per costruire un'associazione sempre più grande. Oggi i giovani imprenditori di Assindustria Veneto Centro segnano una data importante, ma soprattutto iniziano un cammino comune che li porterà ad essere ancora più grandi e a contare ancora di più all'interno del nostro movimento. Obiettivo del nuovo gruppo è costituire una squadra che renda questo territorio fertile di imprese giovani e start-up e affermi una cultura di impresa avanzata dove la parola d'ordine è innovazione e dove i giovani possono conquistarsi un ruolo attivo. Parleremo di competenze perché sono necessarie delle nuove competenze per riuscire a portare avanti le nuove imprese e noi imprenditori dobbiamo essere pronti e sul pezzo sempre. È un tema caldo perché in realtà il governo sta depotenziando gli investimenti sull'innovazione e quindi quello che noi vogliamo dare è anche un messaggio positivo, nel senso continuiamo ad innovare perché questo è l'unico modo per mantenere in vita le nostre aziende. Per aumentare la crescita delle nostre imprese, quindi dare veramente una marcia in più alle nostre imprese, abbiamo bisogno assoluto di avere dei collaboratori che siano al passo con i tempi e quindi abbiamo necessità di risorse per formare i nostri collaboratori e per formare nuove forze. Non si può depotenziare l'alternanza scuola-lavoro, ma bisogna puntare su una classe di giovani a cui vengano data la possibilità di crescere, di formarsi e di costruirsi un futuro per il nostro territorio.